Tommaso Soranzo, eh? No. Cugino. Tu sei cugino? Lui Sono sono- tante mieti, cioè. No, ho detto, ma c'è un errore o... Cioè, me lo dici? Buongiorno a tutti, dovremo... No. Ok, adesso ci siamo, vero? Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, benvenuti a Palazzo Ferrofini, alla sede del Consiglio regionale del Veneto. Oggi è una giornata davvero bellissima, felice per la nostra sede regionale. Ho il piacere di ospitare una visita importante, quella di Riccardo Pasquato, un giovane campione padovano a cui oggi consegneremo un riconoscimento per i suoi successi sportivi e quindi per noi è un grande privilegio. Do a lui il benvenuto qui a Venezia, a Ferrofini, e do saluto e ringrazio per la presenza Antonio Speccia, team manager con il quale Riccardo Pasquato corre e correrà, Domenico Panigas, presidente Motoclub Agaerne, Manuel Chiesa, Giovanni Graziati, Andrea Benvenu, il papà e la mamma Matteo Pasquato e Michela Boldrini, il fratello Giovanni Pasquato, i signori Antonella Boldrini, Aldo Colau e anche l'amico Tommaso Soranzo, che insomma ho il piacere di ospitare. Riccardo Pasquato è un pilota di enduro, ha 18 anni, vive a Padova, Patavino Doc, ha iniziato a correre in moto a 6 anni con un 50 Mini Adventures, vincendo il primo campionato nel 2020 e poi nel 2021 nelle classi 50 e poi 125. Raccontano almeno molte interviste e anche insomma esperienze che il 2023, Riccardo, per te è stato un anno importante di crescita, di esperienza, però anche se forse anche di un po' di sofferenza, perché quando non riesci a raggiungere i risultati magari ti lascia un po' di amaro in bocca. Poi nel 2024 invece si laurea campione europeo. Io penso di dire che il 2025 è un anno, ma ce lo racconteranno poi il team manager e il presidente del motoclub, sicuramente che sarà ricco anche di grandi esperienze, ma soprattutto ci si aspetta insomma un anno ricco di anche speriamo successi. Forse ne è già arrivato uno, anche se è arrivato nel secondo scalino del podio qualche giorno fa. Io sono felice di avervi qui, vi ringrazio per la disponibilità, per l'opportunità che oggi ci regalate. Ringrazio te Riccardo per essere qui da noi, perché sei oggi un esempio per chi ci guarda, per i padovani ma anche per i veneti. Lo sport è un consesso, per noi è una palestra di vita per i nostri ragazzi, di formazione e educazione, quindi tu hai anche la responsabilità di essere oggi un campione, che sei un esempio per cui molti ti guardano, hai anche la responsabilità non solo sportiva ma anche quella di giovane uomo, anche se non sei totalmente formato perché sei ancora giovane, ma ormai porti anche il peso di essere un esempio per noi tutti, per i nostri figli, per i nostri ragazzi. Io quest'oggi, dandoti il benvenuto e ringraziando, lascerei a voi la parola, lascerei a te, poi vi dite adesso come preferite, perché ci piacerebbe ascoltare, comprendere quello che è il percorso della tua vita sportiva, da quando hai iniziato da giovanissimo a dove oggi hai già gli obiettivi e i successi che hai già raggiunto, ma quello che ci piacerebbe, prima di consegnarti un riconoscimento,
di comprendere quello che sono anche quei momenti, quelle esperienze, quelle sofferenze, sia le emozioni di quando si vince, ma soprattutto anche conoscere quello che di solito non si vede, il sacrificio, le rinunce, l'impegno quotidiano, costante, quello che di fatto è poi la semina per i grandi successi. Sono quei racconti che ci fanno bene per far capire che nulla viene per caso e serve invece molto spesso tanti ingredienti che credo che sia il team manager che il presidente poi con i loro occhi ormai di grande esperienza ci racconteranno insieme a te. Quindi se posso ti lascerei la parola e poi nell'ordine andiamo con il campione Riccardo Pasquato e poi con il team manager e il presidente, se ho capito bene. Bene, benvenuto, grazie, ti consegno il microfono, guarda, eccolo qui, prova se funziona. Prova, sì. Io ti lascerei la parola se ci racconti da dove sei partito, ringraziando anche tantissimo i familiari, il papà, la mamma, tutta la famiglia, tutti i sostenitori presenti e gli amici, perché anche quel team è fondamentale nell'accompagnare un percorso importante come il tuo. A te Riccardo. Allora, grazie intanto. E, insomma, la mia storia è partita dal mini enduro sin da quando ero piccolo e subito sono entrato a far parte della famiglia del Motoclub Gaerne, che è una famiglia molto accogliente e insomma mi è stata vicina sin dall'inizio, e con loro insomma siamo riusciti a vincere diversi titoli italiani e dopo sono entrato a far parte del team Specia Fantic e con lui abbiamo vinto anche un campionato europeo. Adesso vediamo in questa stagione e nelle prossime di puntare sempre più in alto, insomma, cercare di migliorare e arrivare agli obiettivi che ci impostiamo, insomma. E questo è dovuto anche a tanti sacrifici, insomma, perché non è facile arrivare a questi livelli e tutte le sconfitte, insomma, che ci sono state, tutti gli allenamenti alla fine vengono ripagati con questi risultati se si ottengono. Quindi niente, volevo ringraziare tutti quanti, dalla mia famiglia al team, al Motoclub per insomma questo gran risultato e per avermi aiutato e insomma speriamo di fare ancora meglio in futuro. Passo al team manager. Grazie Riccardo. Antonio Spencer, team manager. Ciao a tutti innanzitutto. Benvenuto a te. Allora, grazie di questa opportunità che mi ha fatto molto piacere. Diciamo che Riccardo è stato molto breve nella spiegazione, è molto sintetico, perché il passaggio è stato che lui dal mini enduro è passato con noi il primo anno che abbiamo fatto subito un campionato di massimo livello come gli assoluti. Infatti ieri ha fatto il suo primo podio, che è stato un traguardo molto importante. L'anno scorso abbiamo vinto un europeo meritatissimo, con uno sforzo lavorativo importante, perché c'è da dire che è semiprofessionista, non è un professionista ancora. Vogliamo puntualizzare il fatto che è molto importante andare a scuola e sembra che vada bene, mi confermano anche i genitori perché ci informiamo direttamente da loro, quindi fa uno sforzo veramente importante perché al mattino va a scuola e al pomeriggio riesce ad allenarsi in maniera costante. Il primo anno che è venuto è partito quasi per gioco, mettiamolo così, per lui, per noi invece lo facciamo come professione, e il fatto che dopo 3 anni arrivino questi risultati è la costanza e la determinazione che Riccardo e il progetto nostro del Team Specia a aiutare i giovani nello sport ci gratifica. Infatti è un esempio sia a livello scolastico, a livello lavorativo, per la determinazione che mette Riccardo. Infatti gli sforzi dopo 3 anni comportano molti sacrifici, nel senso mattina svegliarsi presto, allenamento prima di andare a scuola, allenamento dopo la scuola, e quindi è una vita sacrificata. Quindi noi vediamo l'europeo che ha vinto quest'anno, ma è
un anno di sacrificio da parte nostra, ma anche da parte sua, quindi come lui è stato sintetico, ma secondo me è giusto specificare il fatto del sacrificio che sta facendo. E domenica, come quest'anno, parteciperà a tutto il mondiale, altro step importante per lui. E sabato il podio che ha fatto gli internazionali d'Italia, Salute d'Italia, per noi è stato un traguardo molto importante, perché è un campionato di livello alto, e in vista del mondiale tra 2 settimane, come banco prova è stato molto, molto, molto importante. Quindi ha fatto tutti i passi che doveva fare mano a mano. Il primo anno ha fatto l'esperienza, l'anno scorso ha vinto l'Europeo Junior, quindi molto importante, ha fatto dei podi, ha fatto bene al mondiale di piazzamenti importanti. Quest'anno è partito già col piede giusto, ma il piede giusto è arrivato perché ha fatto tanti sacrifici, quindi la fortuna non esiste, può essere un po' di sfortuna ogni tanto, ma quando arriva la fortuna è perché è stata cercata, quindi continuiamo così. Grazie Antonio Specia, perché questo conferma quello che si diceva, credo sia un messaggio importante. Immaginavo che dietro anche se sono le prime tappe di successi però importantissimi, c'è molto lavoro, molta dedizione, c'è molte rinunce. Infatti mi piacerebbe poi alla fine conoscere il rapporto che hai con i tuoi amici rispetto all'impegno sportivo, e comunque sicuramente ti costringerà a rinunciare anche a qualche tempo libero normalmente dedicato dai tuoi amici o alla tua età, insomma. Presidente, cosa buongiorno a tutti, hanno già detto tutto, però io posso aggiungere ancora qualcosa. Noi come Motoclub abbiamo la fondazione nel 1980, sì che sono 45 anni quest'anno e faremo un bel festone. Da un po' di anni a questa parte stiamo puntando moltissimo sui giovani, perché lo sport, poi li dico per esperienza personale, soprattutto l'enduro, il motocross, lega i genitori ai figli, cose che in altri sport non c'è. Cioè tu sei sempre là che lo segui, che arriva, non arriva. Le dico, io per esperienza personale ho fatto un rapporto con mio figlio che è eccezionale. Riccardo è uno dei nostri giovani che sta vincendo molto e siamo orgogliosi. Abbiamo anche molti altri giovani, anche ragazze che si sono cimentate in questo sport. Diciamo che la maggior parte perché i genitori già erano dentro sul mondo motoristico. Sai, sul mondo motoristico, perché sai che un calciatore porta i calciatori. Noi abbiamo un futuro da motociclisti, anche il papà so che ha fatto anche Dakar, ha fatto non poteva non correre in moto il figlio. E niente, puntiamo molto su questi giovani, ci sta dando grossissime soddisfazioni. Vorrei ricordare che anche l'Andrea Verona, che tutti conoscono, che è un leader mondiale dell'enduro, ha corso con noi, con i nostri motoclub, il Macorito e molte altre persone. Siamo orgogliosi di Riccardo e vorremmo che restasse sempre con noi, col nostro motoclub. Cosa vuole che dire? A scuola so che va bene, perché anche noi come Antonio devo andare bene a scuola e in moto. Lui sta facendo tutto e quindi gli auguriamo solo un futuro splendido. Grazie mille, grazie. Direi, lo possiamo fare. Grazie mille a tutti. Beh, Riccardo, parole importanti oltre a successi importanti. Una grande emozione sentirle, viverle qui a Venezia, nella sede dei Veneti. Una dichiarazione d'amore e quasi anche una richiesta di impegno per la vita con il Presidente. Credo che abbia veramente espresso molto insieme al team manager. Io vorrei chiederti com'è la tua vita che non si vede, cioè, oltre a quella sportiva, come vivi questa esperienza, seppur
da un lato anche insomma, un giovane di successo, ha un'età insomma comunque giovane, ma allo stesso tempo i rapporti con i tuoi amici, il tuo tempo libero com'è? Beh, sicuramente il tempo libero non è molto, è difficile organizzare le giornate con lo studio e con gli allenamenti, perché dopo che ti alleni anche più volte in una giornata sei veramente stanco e quindi insomma riesci ad avere poco tempo libero, e anche se ce lo potresti avere insomma sei talmente stanco che non ce la fai a far niente, e quindi insomma anche quel lato si sacrifica un po', perché poi per insomma raggiungere certi obiettivi devi sacrificare qualcosa, insomma non puoi ottenere tutto, e quindi quell'aspetto un po' sacrificato, però insomma secondo me adesso quando finirò la scuola ci sarà un po' più di tempo libero per concentrarsi sicuramente di più su questo sport che insomma speriamo diventerà una professione, e anche sugli amici, perché anche quello è importante, e anche stare in un ambiente che insomma è bello, ti aiuta anche in moto, perché insomma sapere che hai gli amici che ti supportano e una famiglia, il team, il motoclub, su tutti i fattori che ti aiutano per insomma andare più forte, essere più tranquillo e quindi essere più veloce e incisivo. Hai mai avuto, Riccardo, un momento dove hai pensato di mollare? Ma diciamo che io questo sport l'ho sempre fatto come divertimento. Solo questi ultimi anni che sono arrivati i risultati, sono entrato in un team professionista, si sta iniziando insomma, a instaurare un rapporto professionistico, perché alla fine tutti i miei compagni di squadra sono piloti professionisti, lo fanno come lavoro, però io questo non l'ho mai visto ancora come un vero e proprio lavoro, perché insomma io vado a scuola, ho due strade da seguire, da portare avanti, e insomma per questo ancora non ho visto questo problema. Qualche passo falso non ti è mai venuta la tentazione di... No, perché sono Allora insomma ce l'hai fiducioso proprio e dentro. Non è il presidente, cioè, il buon sangue non mente, ce l'hai proprio dentro. sì, Non sì. puoi vivere senza. Beh, questo è uno dei motori più importanti che abbiamo dentro. E io direi che ti ringraziamo ancora per quello che il messaggio che stai portando. Credo da appassionato, ma non sono un professionista, sta bene l'amico Manuel, perché io faccio parte più di quella categoria di calciatori che diceva prima il Presidente. Ho una storia da calciatore, non da motocross, però è un mondo che mi è sempre piaciuto e anche appassionato. Io credo di poter dire che sì, è vero, rispetto ad altri sport, forse questo sport ha bisogno di una famiglia che ti accompagna e la vive con la stessa passione. Proprio perché la vicinanza, l'organizzazione è uno sport che ha bisogno di questo, quindi credo che dietro a questi grandi successi ci sia anche tanto lavoro del team e ovviamente della famiglia. L'ultima cosa che vorrei chiederti, perché sono curioso, quando rientri dal successo, anche gli ultimi successi, soprattutto l'europeo, sei rientrato anche a scuola, gli amici? Beh, diciamo che questo sport non ha tantissima visibilità, quindi non è conosciuto da moltissima gente. Sicuramente gli amici mi hanno fatto insomma una piccola festa e complimenti, però insomma anche la scuola ha organizzato qualcosa, ha fatto un articolo sul giornalino scolastico, e insomma non è così noto questo sport purtroppo, però insomma cerchiamo di ottenere questi risultati e farlo vedere il più possibile in giro. Mettiamola così, oggi qui grazie a te, a tutto il team manager, al presidente, alla tua famiglia, a tutti i sostenitori, un tassello per far conoscere ancora di più questo sport, almeno in Veneto oggi ce lo stiamo mettendo. Sì. Bene, io non so se vuoi aggiungere qualcos'altro,
se vuoi dirci veramente qual è il tuo sogno, il sogno che non si dice mai, perché c'è sempre, dentro il cassetto c'è quel sogno che fai fatica alle volte anche solo a pensarci, ma se vuoi dirlo, tra qualche anno rivediamo questa diretta streaming e guardiamo la tua dichiarazione come insomma qualcosa di speciale. Sicuramente lo è, sai Riccardo, possiamo dire che questa sede regionale si sta arricchendo oggi di una pagina importante che non sarà dimenticata e non verrà dimenticata, ma insomma, come si dice, se il buongiorno si vede al mattino, io credo che tu, anche dalle parole del team manager del presidente, hai un lungo percorso e questo noi te lo auguriamo. Ce l'hai questo sogno? Ma insomma, il mio sogno sarebbe diventare un atleta professionista, fare questo insomma fino a che l'età mi permette, fino a che il fisico mi permetta, e insomma portare avanti questa passione che ho e insomma farla diventare un lavoro sarebbe molto bello per me, insomma, però comunque mi ritengo realista perché questo sport, essendo uno sport non conosciuto, ci sono pochi che lo fanno come professione vera e propria, come lavoro, e quindi mi tengo un piano B, insomma, che è la scuola, che secondo me è molto importante, perché avere un piano B è sempre utile, insomma, per un futuro che magari non è così prospero su questo sport, e almeno insomma ho un piano B. Hai parato il colpo sul finale sulla scuola. No, a parte gli scherzi, è invece importantissimo per non solo perché un grande campione lo è in tutti i sensi, come dicevamo, tu lo sei, mi sembra che sei bravo anche a scuola, anche perché senza quella, se no, mi pare che il team manager e il presidente ti hanno già più volte rimarcato, io mi unisco a loro perché è importantissimo e soprattutto ti dà quella solidità per la vita irrinunciabile. Io vi ringrazio di essere qui. Concludiamo questa conferenza stampa con la consegna di questo riconoscimento che ti accompagni, io ti ringrazio anche da padovano perché qui sono a Venezia, ma insomma per Padova siamo padovani e come tali possiamo anche qualche volta tifare un po' per Padova, un po' di più. Questo è un piccolo pensiero, ti ho scritto un piccolo un pensiero anche che può rimanere in ricordo di questo momento e un augurio di successi futuri, che te lo lascio qua. Come vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, a nome di tutto il Consiglio regionale, io ti consegno questo riconoscimento augurandoti il meglio e che grazie perché porti il nome di Padova e del Veneto ovunque in questo mondo sportivo. Complimenti. Grazie mille. Aspetta che ti aiuto.